È un bel problema, perché dobbiamo anche scaldarci, quindi penso che dovrebbero abbassare un pochino, soprattutto per noi. Sono io che attendo anch'io quella del metano e quella dell'energia elettrica. Ma un bel guaio sarà, hanno stanziato dei miliardi, vedremo cosa riusciremo ad ottenere. I camini che fumano incessantemente, riscaldamenti al massimo, sullo sfondo le temperature del periodo quando mancano più di 2 settimane ai giorni della merla. In Comelico meno 14 in mattinata. Il cielo sereno se da un lato rende magico il paesaggio dolomitico, dall'altro fa battere i denti. Chiaro che da queste parti dove le spese di riscaldamento sono il doppio o il triplo rispetto alla pianura, il caro bolletta più che un salasso è un dramma. Io ho un'azienda che vanno a incidere parecchio, andranno a incidere parecchio, con dei risultati sicuramente negativi anche per quanto riguarda proprio l'apertura e la chiusura dei locali. Accanto alle categorie economiche sono le stesse famiglie bellunesi a chiedere interventi specifici per chi vive in montagna. Devono risolverla Draghi e i ministri, noi non possiamo fare assolutamente nulla perché abbiamo organizzato male la fornitura di energia in tutti i sensi, perché noi siamo ancora allacciati a vecchi schemi, sono fortunati quelli che hanno le fonti naturali. Pazzesco, soprattutto per noi che questa è una zona che abbiamo il Piave, no? Che è il più sfruttato fiume d'Europa e noi che subiamo questa faccenda proprio ecologica, diciamo, e dobbiamo pagare di più degli altri la bolletta. Una nazione dove l'energia costa troppo è destinata a fallire. C'è sempre là che guardi la bolletta e guardi la buchetta dell'elettrico, oddio, quasi che neanche oggi non è arrivata, sono salva, ma se no mi viene su delle angosce, oltretutto sono drio mettermi a posto i denti, quindi pardelana, barca e skate, oh, Madonna, che brutte robe.